Pappalardo Salvatore l'ha indicato nel corso del suo esame. Lei conosce altri particolari rispetto a quelli che ha già menzionati sul Pappalardo Salvatore? Il particolare che conosco è che lui... Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì, l'ho conosciuto a Montepo, poi lui alcune volte si recava dove abitavo io, Loria Gaetano e Loria Domenico, per prendere appuntamento con Mazzei. Cioè lui riferiva a noi che poi noi riferivamo a Mazzei, che si dovevano incontrare nei posti prestabiliti che Mazzei sapeva e basta. Senta, lei ha mai conosciuto Rannesi Girolamo? Sì. In che occasione? Ho conosciuto che lui era assieme a Natale di Raimondo, è venuto a casa di Michele Cuffari, sempre all'Ineri, in quell'occasione mi fu presentato e basta. Parlò con Cuffari in una stanza da soli, solo questo. Lei sa se il Rannesi avesse o meno rapporti col Mazzei Santo? No. Li ha mai visti assieme? No. Pastura Carlo l'ha mai conosciuto? No. Pavone Emanuele? No. Pelleriti Antonino? No. Pesce Francesco? No. Ha invece indicato Pistone Francesco nel corso del suo esame. Sì. Lei l'ha conosciuto personalmente? Pistone Francesco? Sì. Sì, l'ho conosciuto personalmente, è venuto una volta annesima, cercava un camion, si presentò. Oltre, ecco, i particolari già forniti, ne conosce altri sul Pistone Francesco? No. Pizzimento Paolo lo conosce? No. Privitera Mario Giuseppe? No. Puglisi Alessandro? No. Puglisi Domenico? No. Pietro Puglisi? So chi è ma non lo conosco. E cosa sa del So Puglisi? che era ai vertici del clan del Malpossoto, però non l'ho mai visto, non ho sentito parlare da Privitera, da Loria Gaetano. Puglisi Salvatore? No. Pulvirenti Antonino l'ha conosciuto personalmente? Sì. Può ricordare l'occasione? Nel 91 gli offrimmo 10 giorni di ospitalità in un appartamento. Lui era latitante. E l'occasione citata con il Mario Grazioso? Sì. Pulvirenti Armando lo conosce? No. Quattrocchi Alfredo? No. Quattrocchi Angelo? No. Un tale soprannominato Zizzo? No. Rapisarda Giovanni? Sì, conosco un Rapisarda Giovanni, faceva parte del gruppo di Natale di Raimondo. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare l'occasione? Ripeto, l'ho conosciuto a Montepo nei miei frequenti visite a Natale di Raimondo. Lei ha commesso mai reati con il Rapisarda Giovanni? No. Ha mai conosciuto Raimondo Francesco? No. Rapisarda Salvatore? No. Rigano Filippo? No. Romeo Francesco? No. Romeo Riccardo? No. Salemi Salvatore? No. Un tale soprannominato Celentano? No. Sansone Francesco? No.
Santa Paola Angelo, No. Salvo Antonino, No. Santa Paola Francesco, No. Sì. conosce altri particolari rispetto a quelli che ha già riferito? No. Santa Paola Vincenzo l'ha mai conosciuto? Sì. Mi fu presentato a Sa Montepo. in che rapporti di parentela fosse, chiaramente se ce n'erano, con il Santa Paola Benedetto? So che è il nipote. Sa di che figlio? No. Più o meno che età può avere? 30, 29, adesso non. Comunque giù di lì. E in che occasione l'ha conosciuto? L'ho conosciuto a Montepo, lui era lì, Un po' più forte, per favore. l'ho conosciuto a Montepo, mi fu presentato lì. E come le fu presentato? Mi fu presentato Vincenzo Santa Paola e basta. Sa se lo stesso fosse inserito o meno in organizzazioni malavitose? No. Sant'Ocono Carmelo? No. Un tale soprannominato Munzu l'ha conosciuto? No. Scalia Vincenzo? No. Sant'Onofito Carmelo? No. Sciuto Sebastiano? No. Scuderi Antonino? No. Scuderi Salvatore? No. Ha mai sentito o ha mai conosciuto un tale chiamato Nuccio Coscia o Nuccio Iacitano? No. Un tale soprannominato Nino Avecchia? No. Un tale soprannominato Turischeggia? No. Signorino Sergio? No. Strano Giuseppe? No. Strano Mario? No. Suraniti Rinaldo? No. Tomaselli Antonio? No. Tomaselli Giuseppe? No. Un tale soprannominato Pippo Bello? No. Un tale soprannominato Mario Turco? No. Un tale soprannominato Renato? No. Mario Tornabene? No. Tringale Giuseppe? No. Tropea Francesco? No. Tropea Giovanni? No. Tropea Sebastiano? No. Un tale soprannominato Baruni? No. Tuccio Salvatore? No. Tudisco Santo? No. Tu Salucio? No. Basta Domenico? No. Un tale soprannominato Turi di Lova? No. Zuccaro Carmelo? No. Zuccaro Giovanni? No. Zuccaro Nunzio? Sì. In che occasione l'ha conosciuto? Ho conosciuto, è venuta ennesima, che vi era stato rapinato un negozio di orologeria in viale Mare Rapisarda, quale lui gli apparteneva quel negozio, non so in che termini, e lì l'ho conosciuto. Mi fu presentato da Previtera Salvatore. Da chi? Da Previtera Salvatore? Turi Spingola? Sì. E sa se lo Zuccaro Nunzio fosse o meno inserito in organizzazioni malavitose? Sì, so che appartiene al clan Santa Paola. Sa se lo stesso fosse inserito in qualche gruppo particolare? No. Conosce altri particolari rispetto a quelli che ha riferito? No. Zuccaro Domenico? No.
Signor Lapiana, lei poc'anzi, con riferimento all'aiuto ricevuto dal gruppo Santa Paola in occasione della guerra, lei ha fatto riferimento anche a personaggi palermitani. Ci sa dire chi erano questi personaggi palermitani e le occasioni in cui lei ha incontrato questi personaggi? Sì, ho incontrato questo personaggio nel febbraio del 92. Come si chiama questo personaggio? Mi è stato presentato come Salvatore, però non so se si chiamava davvero Salvatore. Era libero o latitante? Latitante. Lei queste circostanze da chi le ha prese? Da Gaetano Loria. Poi questa persona viaggiava sempre in compagnia di Santo Mazzei. E dico, l'appoggio del gruppo Santa Paola in questi fatti, in che cosa si concretizzava allora? Presidente, scusi, c'è opposizione. Chiediamo di sapere quali fatti. Ma appena, avvocato, se lei è stato attento come No, io lo sono stato, allora, cerco di sapere. No, ecco, se lei è stato attento, il test, l'imputato di reato connesso ha fatto riferimento a tutta una serie di episodi, e ne ha esemplificato qualcuno, in cui sono stati commessi omicidi che venivano attribuiti, secondo quello che si diceva nell'ambito della criminalità organizzata, al gruppo dei custodi, ma che in effetti erano stati consumati dal gruppo Santa Paola. Poi Lapiana ha parlato di un appoggio che riceveva il gruppo dal gruppo Santa Paola, ha parlato di personaggi palermitani. Ora sto cercando di capire questo appoggio nella guerra in che cosa si concretizzava. Può rispondere. Scusi, posso illustrare l'opposizione soltanto? Se la domanda è conseguenziale alla precedente, cioè a dire alla questione del personaggio palermitano, rispetto al quale il deponente ha dichiarato di apprendere notizie da terzi ad ogni buon conto, perché dico, ha riferito che si trattava di notizie attinenti alla latitanza che gli pervenivano da terzi. Anzi, ha detto, mi sembra, tale Loria Gaetano, se non sbaglio, sarebbe stata la sua fonte. A questo punto il pubblico ministero chiede quali fatti lei può dire, in ordine a che cosa però? Ma perché, in ordine scusi, avvocato, la deve scegliere lei la domanda che devo fare io. Mi scusi, il pubblico ministero vuole precisare qual è la domanda? Sì, solo questo. Nel precedente esame svolto dal collega, Lapiana ha detto che ci aiutavano con riferimento al gruppo Santa Paola. Sto chiedendo, questo aiuto in che cosa si concretizzava? Può rispondere. L'aiuto si concretizzava che ci fornivano macchine rubate, moto, tutte queste cose qua, e poi oltre a commettere, aiutarci negli omicidi, ci fornivano anche macchine. Ecco, aiutarci negli omicidi cosa significa? Aiutarci negli omicidi significa che loro agivano, uccidevano le persone, però poi ce le attribuivano a noi. E questo è il fatto. Ecco, ora, al nostro gruppo. Ecco, può fare qualche esempio in particolare di fatti di sangue commessi da personaggi del gruppo Santa Paola? Presidente, c'è opposizione. Ci stiamo occupando qua dell'associazione, credo. Vabbè, allora poi mi direte che la domanda è generica. Mettetevi d'accordo. Può rispondere alla domanda, anche se già... I fatti specifici sono i due omicidi, la scomparsa di Salvatore Montauro e di Benedetto Montauro, ma ce ne sono altri che non saprei indicarli, ce ne sono tanti, però non so se effettivamente l'hanno fatti loro questi omicidi, non è che io l'ho visto. Nel precedente, poc'anzi, aveva parlato anche dell'omicidio Caltabiano. Sì. Ecco, con riferimento all'omicidio Caltabiano, lei che notizie ha? Le notizie in ordine al movente dell'omicidio. Caltabiano era un grosso esponente del Can Cappello. In ordine all'omicidio so che l'hanno fatto loro, ma chi e come non glielo so chi dire. l'ha saputo? Ma nel nostro giro si sapeva, parlavamo tra di noi, e quindi c'era qualcuno che sapeva più di un altro, come Cuffari Michele, e quindi lui stesso diceva chi erano stati, ma non dicendo le persone.
Lei poc'anzi ha fatto riferimento a quel progetto, non so come definirlo, di azione che doveva essere portata avanti da un numero consistente di persone del vostro gruppo. Ricorda di averne parlato? Sì. Ecco. Lei ha detto che poi le armi erano state consegnate a lei. Queste armi poi lei le ha consegnate ad altre persone oppure le ha nascoste? Io la sera, quando mi sono stati consegnati, l'ho nascosto in campagna. L'indomani li ho portati ad Antonino Gullotta, un appartenente al nostro gruppo che era vicinissimo a Santo, e quindi gli ho consegnato. A quale santo? Al Mazzei. Gli ho consegnato queste armi ad Acireale per strada, ci eravamo dati un appuntamento per telefono e ho consegnato queste armi. E poi ha saputo che fine hanno fatto queste armi? No. Non ho altre domande. Controesame? 5 minuti, sì. Presidente, io faccio presente che ci sono problemi di orario. e quindi Presidente, io sono nelle condizioni di farlo sin da ora. allora, Però mentre se l'avvocato si tratta Catania di- si riposa. Ovviamente se si tratta di 5 minuti, Presidente, è chiaro. Andiamo avanti però, avvocatore Pisarda. Prego? Cominci lei, avvocatore Pisarda, se è in grado. Signor Lappiano, lei poc'anzi ha fatto riferimento alla richiesta di aiuto che il vostro gruppo avrebbe fatto al gruppo di Montepo. Ha parlato di Raimondo Natale e in particolare ha parlato della scomparsa, dell'omicidio di 2 dei fratelli Montauro. Io le volevo chiedere qualche particolare in ordine alla scomparsa di Salvatore Montauro. In particolare, innanzitutto l'epoca in cui sarebbe avvenuto questo fatto. Non ho capito. Con riferimento alla scomparsa di Sì. Montauro Salvatore, le chiedo in che epoca è avvenuto questo fatto? 91. 91 il periodo? Mi sembra verso giugno, luglio, giù di lì. Quei mesi. Quindi siamo nell'estate del 91. Se non ricordo male, sì. E senta, io mi pare di aver capito che inizialmente si sarebbe dovuto occupare lei assieme ad altri soggetti Esatto. e sarebbe andato a casa del Montauro. Esatto. Montauro dove abitava? A Montepo, A Montepo dove? sopra il biliardo che ho citato. Scusi, io non ricordo questo particolare del biliardo, me lo vuole... Io ho detto che sotto la sua palazzina c'era un biliardo, lui abitava di sopra, a Montepo, dove c'è il ciosco, se lei c'è andato, in quella strada. E senta, lei si è recato a casa assieme ad altri soggetti. Poi Sì. ha detto che, se non ho mal capito, che avete desistito da quell'azione perché eravate stati in qualche modo riconosciuti dai familiari. È così? Esatto. Poi il passaggio seguente non ce l'ho chiaro, vorrei che lei me lo chiarisse. Poi in effetti come avvenne questa scomparsa? Lui si recava... Se ne occupò e con quale modalità avvenne? Quello che so io, so che è stato prelevato da Scusi, biliardo. lei come lo sa innanzitutto? Salvatore Previtera me lo disse. Quindi gliel'ha detto Salvatore Previtera? Sì, come sono andate le fasi, è stato prelevato da biliardo, è stato caricato in un furgone e poi di lì non lo so adesso dove si trova. Scusi, da chi è stato prelevato? Io l'ho visto che era dentro il furgone assieme a Natale di Raimondo e Salvatore Pappalato. Scusi, lei ha detto di averlo saputo da Salvatore Previtera. Aveva L'ha già visto? detto, avvocato, Prego. l'aveva già detto che aveva visto. No, è il punto, signor Pubblico Ministero, era proprio questo. Io vorrei sapere se è una notizia che lui ha vissuto in prima persona, se ha visto i fatti o se li ha presi da Salvatore Previtera. Visto prelevare, non l'ho visto come sono avvenute le fasi. Allora, lei dovrebbe essere più chiaro. Lei ha visto come si è verificato questo episodio? No, non l'ho Oppure- visto, non l'ho non visto. l'ha visto.
E senta, da Salvatore Privitera allora che cosa ha saputo? Che era stato portato in una campagna, e interrogato e ucciso. E No, basta. io le ho chiesto, secondo il racconto che le ha fatto il Privitera, chi sarebbe stato a prelevarlo, come, dove l'avrebbero portato, con quale mezzo? Io l'ho visto con il furgone, Privitera Salvatore mi ha detto soltanto che è stato prelevato nel biliardo. Io ho visto arrivare il furgone nella località prestabilita, io e Salvatore Privitera andiamo nel furgone, Privitera sale e io me ne vado. Basta, io ho visto Salvatore Montalto lì, era dentro il furgone ancora vivo. Basta, solo questo. Sì. Scusi, lei mi pare di capire, ha visto il furgone che arrivava? Esatto, ha suonato, io sono salito con... Scusi, non ho capito, Il furgone ha suonato, no? Pipì, così. ha suonato, sì. E poi... E basta, siamo saliti verso il furgone, dentro il furgone vi era Natale di Raimondo e Salvatore Pappalardo, dietro il furgone vi era il suo ragazzo, salì Privitera Salvatore di dietro il furgone e se ne andarono. Scusi, ma che furgone era? Mi faccia capire. Un furgone bianco tipo Fiorino. E davanti chi ci stava? Salvatore Privitera e Natale di Raimondo e Pappalardo Salvatore. No, scusi, lei ha detto, mi pare, che Salvatore Privitera stava dietro. Sì, sì, ho detto questo. Scusi, io lo vorrei capire. Stava avanti o dietro? Allora, mi ripeto. Natale di Raimondo stava davanti, assieme a Salvatore Pappalardo. Arrivati nel luogo... Chi guidava, scusi? Non lo ricordo. Poi? Privitera Salvatore è salito sul furgone di dietro e se ne sono andati. Se ne sono andati? No, scusi, se lei li ha visti arrivare, mi faccia capire questa fase. Io non ce l'ho chiara, Presidente. Le chiedo scusa se chiedo Non si puntualizzazione. ammette la al testo. domanda, Avvocato Pisarda. Prego? Altra domanda, non si ammette quest'ultima domanda. Presidente, io vorrei capire dove si trovava, in quale località. Allora, mi trovavo a piano tavola, nella villa del cognato di Salvatore Privitera. Sì. È arrivato il furgone, Esatto, a bordo del quale nei posti anteriori c'erano Salvatore Pappalardo e Natale di Raimondo. esatto. Dietro il furgone chi c'era? Dietro il furgone c'era il ragazzo, Salvatore Montauro. E poi? E poi è salito Salvatore Privitera. E poi che cosa è successo? Se ne sono andati. Ma scusi, perché mai questo ragazzo, lei ha detto che era stato prelevato a Montepo, Esatto. perché mai dovevano passare da piano tavola? Hanno preso Privitera a bordo. E qual era la ragione per la quale doveva essere? Secondo me interrogato su fatti attinenti a Jimmy Miano o a altre persone. Secondo lei, Privitera le ha detto mai qualcosa a questo proposito? No, Cioè, dopo il verificarsi del fatto, le ha detto mai le ragioni per le quali doveva essere eliminato questo signore? sì, perché eravamo venuti a sapere che lui si era legato al Jimmy Miano, solo per questo. E senta, poi che lei sappia, questo signore è stato portato dove? Non lo so. Che lei sappia è stato ucciso come? È stato ucciso, lo so, come non glielo so dire. Senta, lei poi ha anche fatto riferimento al fratello, a Benedetto. Esatto. Ci vuole dire come ha appreso della scomparsa e da chi? Lui non scomparve, venne ammazzato. Mi fu Come? detto, non lo so, mi fu detto da Privitera Salvatore. Scusi, lei poc'anzi ha detto, quando il pubblico ministero all'inizio del suo esame ha parlato di una riunione che si tenne nel 91, quella nella quale si decise poi l'omicidio il duplice omicidio di Santo Romano e di Ernesto Sanfilippo. In quell'occasione lei ha detto che prima di questa riunione lei si era allontanato da Catania. Non ho detto questo. L'incontro... No, scusi, lei ha detto questo. Mi ero allontanato dal gruppo, non da Catania.
Si era allontanato dal gruppo. Esatto. Ci faccia capire in che termini si era allontanato dal gruppo. Mi stavo a casa e non mi muovevo. Lei si stava a casa e non si muoveva. Esatto. E si stava a casa dove? In via Acquedotto Greco. L'incontro poi è venuto nel 92, non nel 91. Sì, lei ha detto prima di questo incontro Sì. si era allontanato. Esatto. E per quanto tempo è durato questo suo allontanamento dal gruppo? Circa 2 mesi. Può essere più preciso? Novembre e dicembre 91. E le ragioni per le quali lei si è allontanato? Niente, non ci sono ragioni particolari, qualche piccolo diverbio, ma così, non... Diverbio con chi? con Luria Gaetano, però cose da niente. Cose da niente però che determinarono comunque il suo allontanamento. Sì, ma il mio allontanamento era perché mi volevo riposare, volevo stare un po' da solo, visto che per 6 mesi ho vissuto a casa dei Privitera Salvatore, a casa con lui, dove andavo lui andavo io, e quindi... Quindi lei per 6 mesi avrebbe vissuto a casa di Privitera Salvatore? Sì, E cioè dove? a Piano Tavola. Particolarmente in quella villa dove lei dice poi essersi verificato quel fatto? No, in un altro appartamento. Senta, lei mi deve spiegare un'ultima cosa. Poc'anzi ha detto, a proposito dei rapporti con l'organizzazione Santa Paola, lei ha detto che ci aiutavano e poi ha specificato nel senso che attribuivano a noi omicidi che avevano fatto loro. Io non ho capito il senso di questa... Cioè, il senso è questo qui, loro non si volevano sbilanciare. Il fatto è questo, loro non... come vi aiutavano? Attribuendo a voi omicidi No, che avevano fatto non loro? attribuivano non alla polizia dei carabinieri, nell'ambito delle famiglie, cioè quando Sì, veniva... ma questo non era un aiuto che davano a voi, se nell'ambito dell'organizzazione facevano apparire che un certo episodio criminoso era stato da voi commesso, mentre in realtà era stato commesso da loro. A noi ci stava bene, quindi non... Cioè a voi stava bene che nell'ambito di questa struttura... Sì, noi ci stava bene che Cappello e Jimmy sapessero che quei morti li avevamo fatto noi, in realtà non era così, ma a noi ci stava bene che lui prendesse paura del nostro Scusi, gruppo. ma mi faccio capire perché a voi stava bene. Ha già risposto, avvocato, Perché? Perché erano contenti che il gruppo Cappello avesse paura del loro gruppo. E chiaramente poteva non soltanto avere paura, ma nutrire anche sentimenti di vendetta, no? Sì. Dico, era questa la poniamo questa domanda, avvocato rappresentante, la ponga direttamente. Sì, dico, in che modo lei intende questo aiuto? È chiaro che... Su questo ha risposto. Faccia la domanda che era una considerazione, la porga sotto forma di domanda. Sì, dico, dal momento che altri potevano nutrire sentimenti di vendetta nei vostri confronti per questi episodi, come spiega lei questo fatto in termini di aiuto? Io non lo spiego, al momento ci stava bene, basta, non mi spiego niente, mi spiego che noi eravamo contenti di quel fatto e basta. Eravate? Sì, eravamo il gruppo, no? Senta, ritornando un attimino all'episodio di quella scomparsa, chiamiamola così, di Salvatore Montaulo, lei quando è stato esaminato dal pubblico ministero ha fatto riferimento anche alla presenza dei fratelli o di alcuno dei fratelli La Rosa. In che termini colloca la presenza di questo La Rosa nell'ambito di questo episodio? Io ho detto che loro erano proprietari del biliardo, non che erano presenti. Quindi questi signori non c'entrano con questo fatto, non avrebbero partecipato? Che io sappia, no. E scusi, una considerazione a questo punto mia che mi induce un'altra domanda. Ma il fatto avviene a Montepò. A Montepò devo dedurre
il Natale di Raimondo Salvatore Pappalardo sono soggetti conosciuti, più che conosciuti, e quindi si sarebbero resi responsabili direttamente e con l'autorevolezza della loro posizione di un fatto che praticamente inizia a Montepo, a casa del Montauro, cioè vanno loro a prendere il Montauro. Io non ho detto che sono andati loro a prendere il Montauro. Scusi, lei ha detto che questi fatti li avrebbe appresi da Privitera Salvatore. Sì. E Privitera Salvatore a questo proposito che cosa le disse? Mi disse che era stato prelevato nel biliardo. E non le disse da chi? No, non mi disse da chi, io l'ho visto portare dalle due persone poco fa da lei indicate. E non ebbe mai la curiosità di chiedere a Privitera come era giunto sul furgone? No. Chi l'aveva portato sul furgone? No. Nessun'altra domanda, grazie. Intervento successivo. Avvocato Tonelli. Sì, grazie. Signor Pistone, lei abita in villaggio Sant'Agata? No. O abitava? No. Dove abitava? Io sono in via Acquedotto Greco dal 90 al 92 e poi a Lineri. Sì. E cioè Lineri rispetto al villaggio Sant'Agata quanto è lontano? Non lo so. Senta, lei sa che attività svolgeva Pistone Franco? Credo che si occupasse di videogiochi così, però non... ho detto poco fa che non sono sicuro. Quindi... Di videogiochi? Sì. Lei sa se Pistone Franco aveva questa sala di videogiochi al villaggio Sant'Agata? Sì, lo so. Lei ha mai, così sia pure occasionalmente, mai andato dentro questa sala di videogiochi? Sì. Ci ha giocato? Sì. Sì. E quindi ha visto Pistone Franco? Sì. Qualche volta? Sì. No. E quindi non si è meravigliato quando Pistone Franco si è presentato dicendo per me te sono Santa Paola? Lui non ha detto per me te sono Santa Paola, ha detto Santa Paola. Grazie, ho finito. Prego. Presidente, posso? Avvocatessa di scuso. Signor Lapiana, lei ha parlato di un tale Cacazza. Conosce il nome? Sembra si chiamasse Franco, però non... Sa dare una descrizione fisica? No. Senta, lei ha accennato all'omicidio ai danni di Vinciguerra Santo, Caltabiano Arturo e Celano. Chi le disse e quando che questi omicidi fossero riconducibili all'organizzazione Santa Paola Pulvirenti? Non me lo disse nessuno. E allora lei come lo sa? Io non ho detto che sono stati loro ad ammazzarlo, io so che alcune persone li hanno ammazzati loro, ma non so dirgli i killer e se sono stati loro. Mi scusi, lei ha detto che ha parlato di omicidi che erano stati accollati al vostro gruppo, cioè al suo. Sì. Mi segue? Sì. E che invece il suo gruppo non aveva commesso. Esatto. E come esempio di tali omicidi lei ha menzionato l'omicidio a danni di Vinciguerra Santo, Caltabiano Arturo e Celano. Esatto. Ha quindi poi riferito testualmente che di tali 3 omicidi erano responsabili il clan Santa Paola Pulvirenti. La mia domanda è questa. Chi le disse, o in ogni caso come lei ne ha conoscenza, che questi 3 omicidi fossero riconducibili all'organizzazione Santa Paola Pulvirenti? La mia domanda le è chiara? Sì.
Allora, non me lo disse nessuno. Però loro erano appartenenti a loro appartenenti, lei a chi si riferisce? Al Cartabiano, a Celano, al Vinciguerra, erano appartenenti al clan Cappello Pillera, quindi erano al momento nostri avversari. Sì. Io poco fa ho riferito che eravamo aiutati del clan Santa Paola e quindi è una sua deduzione? No, è una cosa che noi tra di noi parlavamo, per dire venivo morto. E quindi mi scusi, che questi 3 omicidi fossero riconducibili a tale organizzazione, lei da chi l'ha saputo come persona, se se lo ricorda? Con chi ne ha parlato? Ma ho parlato con i miei compagni, però la certezza non c'è, non è che io gli posso dire, io gli ho detto poco fa che erano loro che facevano questi, però con la certezza non c'è. Va bene, nessun'altra domanda. Mi scusi, i Cioè, suoi periodi di detenzione, ho capito, è chiaro, i suoi periodi di detenzione? Allora, i miei periodi di detenzione risalgono nel marzo del 92 al 10 luglio del 92. 4 mesi per detenzione d'arma da fuoco. Mi scusi, questa del 92 è la sua prima carcerazione? Esatto. E successivamente? Vengo arrestato il 12, se non vado errato, ottobre dello stesso anno per una rapina commessa a Roma. Vengo arrestato sui traghetti di Messina, vengo condannato a 3 anni di reclusione. Sconto questi 3 anni di reclusione e sono uscito da poco. Nessun'altra domanda, signor Presidente, grazie. Avvocato Lì. Senta, quando entra a far parte di organizzazioni criminali? 89. Quando precisamente inizia a collaborare con la giustizia? 93, primi 93. Gennaio, febbraio? Aprile, una cosa simile. Aprile 93 lei collabora con la giustizia? Esatto. Ha procedimenti penali pendenti? Sono sotto processo per la rapina commessa a Roma. E basta? E basta. Ha riportato sentenza di condanna definitiva? I 3 anni che ho scontato tutti. Senta, la condanna a 16 mesi della quale ha parlato in precedenza, per quali fatti l'ha riportata? Associazione di tipo mafioso. Quindi è stato imputato per associazione mafiosa solo quella volta? Sì, dopo la mia collaborazione. Li ha scontati questi 16 mesi? No, ancora no. Ci manca poco. In che senso manca poco? Che manca, prima o poi li sconterò, no? Non ho capito. Prima o poi li sconterò. È in attesa dell'appello? Esatto. Senta, lei ha parlato di una riunione svoltasi in un ufficio attiguo alla torrefazione Lorè. Io ho lasciato il Privitera lì. In che periodo la colloca temporalmente? Quando sarebbe avvenuta questa riunione? Nel 91, nei primi mesi, non so dirle la data precisa. Senta, lei è entrato in questo ufficio di cui parla? No. In questa occasione, no? No. È entrato all'interno della torrefazione Lorè in quell'occasione? No. Ha visto entrare qualcuno all'interno della torrefazione? Ho fatto entrare Privitera Salvatore e Privitera. A parte lui, ovviamente. No. Lei ha visto l'ingresso della torrefazione sempre con riferimento a questa occasione? Della torrefazione o dell'ufficio attiguo? Della torrefazione. No, non l'ho visto. Non l'ha visto. E dell'ufficio attiguo? Sì, c'era un'entrata, una porta e si entrava. Guardando l'ingresso della torrefazione, l'ufficio attiguo dov'è? A destra. Come fa a dire che è un ufficio? Presumo che sia tale. Cioè, da fuori si vede una scrivania, però non... Credo che sia un ufficio, poi se è un'altra cosa non glielo so dire, non ci sono entrato. Lei, Privitera, dove lo ha lasciato? Davanti.
Lei dove è andato? Nel bar all'angolo. Poi Privitera è tornato al bar? Sì. Lei non ha visto nessuno dei partecipanti a questa presunta riunione? No. Quindi da questo ufficio non ha visto uscire nessuno? Ero nel bar. Quindi lei queste notizie le sa unicamente perché riferite da Privitera? Esatto. Privitera le disse dove si svolse questa riunione precisamente? No. Mi sa dire che giorno era? No. Mi sa dire a che ora è arrivato con Privitera? No. Comunque si trattava della mezza giornata di mattina più o meno. Quindi non mi sa dire nemmeno a che ora siete andati via? No. Senta, poi lei ha parlato di un altro episodio in cui, in compagnia di suo cugino, no? Si è recato alla torrefazione Lorè. No, mio cugino era già lì che stava lavorando alla ristrutturazione. Perfetto. Per quale motivo lei si è recato in quell'occasione? Per andare a prendere. Era andato a prendere suo cugino. Esatto. In questa occasione, questa qua del cugino, no? Sì, sì. Ha avuto modo di visitare i locali della torrefazione? No. Scusi, ma dove l'ha andato a prendere suo cugino lei? Davanti alla torrefazione lo aspettavo lì sotto, lui lavorava nella facciata della torrefazione. A che ora è andato a prenderlo? Di pomeriggio si erano attorno alle 4. Quindi lavorava all'esterno suo cugino? Sì, alla facciata. Che periodo era? Non ricordo con esattezza, ma l'89, più o meno. Era estate, inverno, primavera, autunno? Non ricordo. Quindi che giorno era non lo sa? No. Che ora era? Ho detto poco fa. Ha aspettato per molto suo cugino? Una mezz'oretta. Ha parlato con qualcuno? Con nessuno. Ha visto qualcosa di strano? Ho visto Carletto Campanella in una Y10 Fuori dalla torrefazione? fuori mentre è salito in macchina, ha atteso 10 minuti, è arrivata una persona, gli ha dato un pacco e se n'è andato. Chi era questa persona? Non lo so. Nessun'altra domanda? Prego. Presidente, le chiedo scusa, può consentirmi una sola domanda? Sì. Signor Lapiana, le volevo chiedere il fatto a che ora sarebbe avvenuto, cioè quando, a che ora lei ha visto il furgone arrivare presso la villa? Era di sera. Era di sera? Ma attorno alle 7, le 8 più o meno. 8. Che significa? C'era luce, c'era buio? Ma c'era un po' di buio. 8. Erano le 8. Buio. C'era un po' di buio. Sì. Senta, lei nel momento in cui è arrivato il furgone dove si trovava? Mi trovavo fuori con Privitera Salvatore, Loria Domenico e Raccuglia Salvatore. Si trovava fuori? Fuori, sì. E c'è dentro la cancellata, però dentro la villa in sostanza. Fuori ma dentro la villa. Scusi, lei... Nel giardino. A che distanza ha visto il furgone? Si è fermato nel cancello, poi c'è una discesa e noi eravamo lì sotto. Cioè che distanza era lei dal furgone? Non la so descrivere. Vicino. Indicativamente 10 metri, 20 metri, 5 metri? 5 metri, 6, 7. E rispetto al furgone lei dove si trovava? Davanti o dietro? Di lato. E il furgone ha detto che era un fiorino cabinato? Sì, ho detto io che somigliava a un fiorino, poi se era realmente un fiorino era cabinato, bianco, somigliava a un fiorino, però se si chiama fiorino non lo so. E di dietro com'era? Con i vetri o era un cabinato chiuso? Non lo ricordo. Scusi, lei Di dietro era tutto cabinato, tutto in alluminio, poi se c'era il vetro, cioè era tutto in alluminio. Poi se c'era il retrovisore di vetro... Ma lei ha detto di aver visto
il Montauro dietro. Esatto. Mi può far capire come? Era legato, buttato lì. Ma scusi, se lei è rimasto a 5 metri di distanza... No, lei non ha seguito, perché io sono salito con Privitera Salvatore. Privitera Salvatore è salito sul furgone, io ho visto che c'era Salvatore, montavano lì dentro e me ne sono disceso. Gli ho detto questo. Quindi lei è salito sul furgone? Io non sono salito sul furgone, io ho salito la salita in sostanza. Privitera è salito sul furgone. Io ho visto Salvatore Privitera, cioè io in sostanza ho accompagnato Privitera al furgone. Lei mi deve far capire, perché le ho fatto alcune domande, le ho detto a che distanza era lei dal furgone e in che posizione si trovava rispetto al furgone. Lei ha detto che era a circa 5 metri e di lato. Esatto. Io adesso le chiedo come ha fatto lei a vedere il Montauro all'interno del furgone. Ho detto io, quando loro sono arrivati, Privitera Salvatore ed io ci siamo recati verso il furgone, Salvatore Privitera è salito di dietro, io ero assieme a Salvatore Privitera. Privitera salì, mi invitò a salire, io non salì, gli ho detto no, rimango qui, ho visto il Montauro e me ne sono disceso. Quindi allora non è vero che lei si è fermato a 5 metri di distanza? Ma lei l'ha detto che mi sono fermato, lei ha detto la distanza che c'era quando è arrivato il furgone. No, scusi, gliel'avevo chiesto io prima. Altra domanda, a che distanza? avvocato. No, nessun'altra domanda, Presidente. Allora, avvocato Giuffrida. Sì. Mi scusi, signor Lapiano, lei poco fa ha detto a domanda del pubblico ministero di conoscere una persona che si chiama con il soprannome di Formaggino. Esatto. Lei mi pare che ha detto, se ricordo bene o se ho capito bene, che questa persona le sarebbe stata presentata. Sì. E quindi di conoscerlo personalmente. Io le chiedo, personalmente mi può dire quando è accaduto questo, in che occasione, da chi le è stata presentata? Ricorre sempre l'anno 91. Privitera Salvatore era uscito dal carcere da poco e si recava nella zona di San Berillo a filmare nei carabinieri del luogo. Siccome noi temevamo un attentato nei confronti di Franco Privitera, il gruppo di questa persona, che poco fa lei ha citato, si interessava con i suoi uomini a proteggerci se un'eventualità di un attentato nei confronti di Privitera Franco. Per questo l'ho conosciuto. È stato presentato da chi? È stato presentato da Sebastiano Calì, Nuccio Calì, appartiene al Clan Santa Paola, e da altre persone che erano insieme con me quel giorno. Mi sa dare una descrizione di questo Formaggino? Questa persona soprannominata Formaggino, evidentemente. Una descrizione no, l'ho visto una volta o 2 volte massimo. Era uno alto, basso, grosso, magro, biondo, bruno, scusi. Non lo ricordo. Non lo ricorda? No. So che però non mi viene in mente. Non dà dare nessuna indicazione? No, nessuno. Completamente? Nessuno. No, nessuno. Mi scusi, se le venisse mostrato lei sarebbe in grado di riconoscerlo? Credo di sì. Va bene. Vi dico un'altra cosa, passando ad altro soggetto. Lei ha detto di conoscere pure il signor Zuccaro Nunzio. Esatto. Che le è stato presentato da Privitera Salvatore. Questo negozio. Ricorda Esatto. quando è accaduto questo episodio? Nei primi 90, nei primi mesi del 90 più o meno. Comunque si trattava dell'anno 90. Un'altra cosa, mi sa dare delle indicazioni sul signor Zuccaro, una descrizione, come è fatto? È magro, 1,75 m, mi sembra, capelli chiari e occhi chiari. E basta. Sarebbe in grado di riconoscerlo se le venisse mostrato? Credo di sì. Grazie, ho finito. Prego. Allora, chiesto, avvocato Catania. Nessuna domanda? Sì. E allora, pubblico ministero? No, signor Presidente, scusi. L'avvocato Andino? Sì. Veneno No, solo Veneno un ben cauda. Me l'ero scordato che... No.
Dunque, senta signor Lapiana, lei poc'anzi ha detto che il Samperi non lo conosce, però sa chi è. Lo conferma questo, no? Sì. Senta, però ha detto anche che il Samperi gli ha fatto avere della cocaina. Esatto. È vero? Sì. Tramite chi gliel'ha fatta avere? Tramite suo figlioccio che è un parrucchiere di Nesima. Sì. Senta, lei lo ricorda quanto l'ha pagata questa cocaina e come gli ha fatto avere quei soldi? Della cocaina si occupava Loria Gaetano, i soldi della cocaina la teneva Loria Gaetano. I soldi sono stati dati poco alla volta, circa 60 milioni se non ricordo male. 60 milioni? Esatto. E sa come sono stati fatti avere, nel senso le tranche di questi pagamenti? Di si davano a questo parrucchiere che lui gli dava a chi li doveva dare. Era un pagamento rateizzato? Sì, quando c'erano i soldi senza cambiare però. Quando c'erano i soldi si davano. Senza una rata predeterminata? Niente. No. In fiducia. Senta un'altra cosa, lei ha parlato di un fatto commesso insieme al Santo Mazzei. Lei dice che in San Cristoforo è andato lei assieme a Santo Mazzei ed altre 9 persone. Sì, eravamo 3 macchine. Ascolti un attimo, sì, per cercare una persona. Sì. Io le chiedevo questo, lei è stato sottoposto a procedimento penale per questo fatto? Ma non abbiamo ucciso nessuno. No, io volevo sapere una cosa. Lei, quando ha fatto questa dichiarazione poc'anzi, ha parlato di aver sparato a vuoto. Esatto. Ho sparato, però fortunatamente l'ho sbagliato. Sì, per questa sparatoria c'è stato mai un processo penale a suo carico? No. Ma lei ne aveva parlato prima di oggi in altre occasioni? Non mi è stato chiesto. Non le è stato chiesto? Ancora io sono sotto esame, quindi non lo so. Sì, no, volevo sapere una cosa. Quindi nessuno mai le parla per la prima volta in questa sede? Credo di sì, penso. Sì. Senta una cosa, lei ricorda se nel marzo del 95 a Roma ha reso dichiarazione nel processo contro Garozzo Giuseppe più 70? Sì. Ricorda che lei è stato chiamato a fare delle dichiarazioni e a rendere delle dichiarazioni in ordine all'omicidio di tale Orazio Intravaie? Esatto. Ricorda che lei ha ricostruito il giorno dell'omicidio in cui è stato ucciso Orazio Intravaie? Sì. Ricorda che lei ha collocato in casa di tale Mormina le seguenti persone: Mormina, Scaravilli, Fassari, Drago, Stabile, Mertoli, Giovan Battista Motta e lei stesso? Sì, ce n'erano di più, però quelli li ricordavo al momento. Ho capito. Io non ho altre domande. Avvocato Ferraro. Grazie, signor Presidente. Signor Lapiana, lei conosce il signor Nino Cosentino? Sì, lo conosco. Sa dire di quale gruppo facesse parte prima del suo pentimento? Faceva parte del gruppo del Mappassolo, sembra che sia un nipote di Pulvirenti, faceva il gruppo di Lineri, era responsabile del gruppo di Lineri, per quello che so. Era responsabile anche del gruppo di Nesima? No, era molto legato a Cuffari Michele. Lei ha detto all'epoca, quando Turi Spingola comandava il gruppo di Nesima, che dopo una determinata rapina avete avuto una riunione con il Malpasotto. Sì, esatto. Come mai avete avuto questa riunione con il Malpasotto, visto che voi eravate custodi? Noi non eravamo un gruppo a sé, già avevamo i contatti con Natale di Raimondo, con lo stesso Cosentino, quindi voi loro... avevate un'alleanza allora? Sì, eravamo molto amici, già c'era... Quanto tempo avevate un'alleanza? Ma stabilire il giorno esatto non glielo so dire, perché l'alleanza non l'ho fatta io. Da che anno? Parlo dell'anno 91, già nell'inizio già era avvenuto l'appuntamento nella torrefazione. Rispetto all'anno 91 in che mese accadde questo incontro al vertice con il Mappassotto? Ma ricordo a metà anno, però non lo saprei dire. Del 91 o successivo? 91. 91. E ricorda se questo suo gruppo
dal comando di questo gruppo venne destituito il signor Turi Privitera e venne invece cominciato a essere diretto dal Nino Cosentino? Sì, in un certo senso sì, già Privitera da prima non comandava più niente, già avevano presi le redini in parte Natale di Raimondo e in parte Nino Cosentino. Ora, lei ha parlato soltanto di Natale di Raimondo, ma si è dimenticato poc'anzi di parlare di Nino Cosentino. A me nessuno me l'ha chiesto. Di una dimenticanza? No, nessuno me l'ha chiesto. Adesso lei me lo chiede e io glielo dico. Senta, lei ha detto di avere partecipato a delle riunioni a cui avrebbe fatto parte anche il Mazzei Santo. Gli ho detto una riunione. Poi con Santo Mazzei ci siamo incontrati tra di noi altre volte, però in quell'occasione quando ci fu l'omicidio... Questa riunione quando è avvenuta? Nel 92, febbraio 92. Febbraio 92. Quanti giorni prima che lei venisse arrestato? Un paio. Un paio di giorni Un paio, prima? 10, 20, 30, un mese. Sono stato a marzo, l'incontro è venuto Il 12 marzo 92, conferma? Non confermo, però siamo lì. Lei ricorda di essere stato detenuto per quanti mesi dal marzo 92? 4 fino al 10 del luglio dello stesso anno. E poi successivamente lei è stato riarrestato? Sì, a ottobre dello stesso anno. Il 13 ottobre del 92? Esatto. In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per il processo 734 denominato Operazione Vega? No, io vengo arrestato per una rapina. Per una rapina? Sì. Lei poi è stato sottoposto, e questo l'ha detto poc'anzi, a processo per associazione per delinquere di stampo mafioso? Di tipo mafioso, sì. Perfetto. Ritornando a questo incontro che lei riferisce di aver avuto con Santo Mazzei, lei ha riferito che il Santo Mazzei abbia dato l'ordine preciso di uccidere Santo Romano ed Ernesto Sanfilippo? Lei l'ha sentito con le sue orecchie? Lui si è informato come procedevano per avvistare queste persone, cioè come procedeva l'avvistamento di queste persone per farli fuori. Una volta avvistati farli fuori, ha detto per farli fuori, lui si ricorda questo? Sì, lui doveva, loro appartenevano a Can Cappello, quindi doveva sferrare un attacco preciso. E l'ha detto chiaramente questo? Sì, chiaramente. Senta, lei ricorda di essere stato sentito in un altro processo contro Santo Mazzei a Firenze, all'Aula Bunker di Firenze davanti al Tribunale Terza Sezione Penale? Mai stato all'Aula Bunker di Firenze. A Roma allora, all'Aula Bunker di Roma davanti alla Terza Sezione Penale? Sì. Nel processo Vega? Non so se si chiamasse così, comunque sono stato in un processo lì a Roma. Sì, esattamente il 10 gennaio 95, processo numero 634, ruolo generale. Sì. Lei ricorda di aver detto di aver partecipato a pochi incontri appunto per non esporsi ad eventuali agguati per strada? Sì, esatto. Lei ricorda, a proposito di Santo Mazzei, di aver detto che l'ha conosciuto per poco tempo, solo in un'occasione di una riunione, e che non desse mai direttive specifiche? Ricordo di aver detto che l'ho conosciuto per poco tempo. Al fatto che non desse direttive specifiche lo ricordo anche che l'ho detto, sì. Lei ricorda di aver detto direttive specifiche non ne dava, non parlava esplicitamente, più che altro perché c'era anche la diffidenza in quel periodo, questo dei collaboratori. Esatto. Parlava a metà. Esatto. Grazie signor Presidente, non ho altre domande. Pubblico Ministero. Signor Lapiana, lei
ha detto di aver partecipato a questa riunione in cui si deliberò l'omicidio di San Filippo Ernesto e Santo Romano. Ha anche detto poc'anzi che al momento dell'omicidio era detenuto. Esatto. Dopo la sua scarcerazione ha avuto notizie, conferme su questo omicidio? Sì, mi è stato detto che vi ha partecipato Carmelo Previtera, mi è stato detto da Loria Domenico, però non... Da chi le è stato detto? Da Loria Domenico. Da Loria Domenico. Lei poc'anzi ha detto che conosceva il pistone e che il pistone in quella occasione in cui lei lo ha conosciuto si è presentato Santa Paola. Esatto. Ora le chiedo come fa a sapere che si trattasse di pistone posto che si è presentato come Santa Paola? Ma è perché io sapevo che si chiamava Pistone ecco, e sapevo che apparteneva al gruppo Santa Paola. Ecco, lei lo sapeva di già. Sì, e da chi lo aveva saputo? Io abitavo da Villaggio Sant'Agata, io abitavo a Librino, quindi lì si sa tutto, non è che poi ne ho avuto conferma anche quando si è presentato lui stesso a me e a Michele Cufferi. A me si è presentato, Michele Cufferi già lo conoscevo di prima. Si è presentato a lei come? Mi scusi. Mi ha detto piacere Santa Paola e basta. Cioè quel piacere Santa Paola cosa significava allora? Che veniva per nome e per conto per Santa Paola. Lei poc'anzi in sede di controesame ha parlato, o forse ne aveva già parlato prima, non lo ricordo, ha parlato di un figlioccio di Samperi. Sì. Come si chiamava questo figlioccio di Samperi? Ho detto che non ricordo, però aveva all'epoca un barbiere a Nesima, poco distante di Nesima. Aveva un salone da barba? Sì. Ecco, ma lei quando parla di figlioccio in che senso ne parla? Come figlioccio nel senso che lui era padrino di Cresima oppure... Non lo so che era suo figlioccio, poi se era padrino di Cresima non glielo saprei dire. Lei ha detto più volte che la sua squadra originariamente era capeggiata da Previtera Salvatore, esatto. Detto Turi Spingola. Che fine ha fatto il Previtera Salvatore? È stato ammazzato. In che occasione e per quale motivo? E come fa a saperlo se ne è al corrente? Sì, lui è stato ammazzato mentre io ero detenuto in carcere di Catania, in quei 4 mesi è stato ucciso, lui era uscito dal carcere, poi sono uscito io, mi sono recato da Loria Gaetano e Loria Domenico, parlando con Loria Domenico mi ha detto che ormai stava dando fastidio, dava segni di cedimento e che era stato deciso dal gruppo di eliminarlo. Mi scusi, ha detto? Ho detto che era stato deciso, lui stava dando segni di... Era stato deciso da chi? Da Santo Mazzei, da tutti quanti quelli che erano fuori del gruppo, è stato deciso dall'interno del gruppo. Da Mazzei Santo, da Cuffari, da Loria Gaetano, da Loria Domenico, da queste persone qui. Presidente, noi avremmo finito, vorremmo fare solo una richiesta istruttoria. Una cosa, signor Lapiano, noi parliamo di queste vicende passate, di questi anni di guerre, di contrasti, di morti ammazzati, eccetera, e ne parliamo da un punto di vista per così dire astratto, perché il discorso che manca, dico in generale, in questi casi è il seguente: per poter finanziare queste attività, come facevate? Cioè, come era possibile? Perché nessuno di voi lavorava, penso, perché se doveva badare alla pelle non poteva badare anche a svolgere un'attività lavorativa. Allora, io le ho sentito parlare di una rapina, le ho sentito parlare di un certo
traffico, le è stato chiesto se il suo gruppo aveva spacciato droga e ha risposto di sì. Ora dico, i mezzi di finanziamento per poter campare voi quali erano? Sì, andavamo spesso a Roma, facevamo 3-4 banche, alcune volte una, prendevamo 100, 200, 300, quello che stava per essere, scendevamo a Catania, lì dividavamo tutti quanti, se eravamo 30, 10 milioni all'uso, ciascuno se erano 300 milioni, e con la droga. Estorsioni che già erano di Garozzo, poi sono passati a Mazzei e via. I soldi dell'estorsione venivano divisi pure tra di voi? Sì, chi ne aveva bisogno, c'era uno stipendio fisso, quando era subentrato Mazzei c'era uno stipendio fisso. Lei com'è che si è organizzato, com'è che è diventato malavitoso? Ha mai lavorato oppure... Sì, ho lavorato, all'85 lavoravo a Mulini Maione, nell'85 ho lavorato nei Mulini Maione SPA, facevo la pasta, poi volevo troppo in sostanza, non ci andavo mai a lavorare e non ci sono più andato. Poi un giorno è successo che un appartenente al clan Cappello, a cui questo era stato a carcere, alcune persone erano andate a letto con la moglie di quest'ultimo, e lui se l'è presa con me, che ero l'unico che a letto che non ce ne sono andato con sua moglie, e se l'ha preso solo con me, minacciandomi di ammazzare. Mi sono consigliato con delle persone, in particolare con Salvatore Di Grazia, in sostanza mi hanno aiutato a far desistere questa persona di farmi ammazzare, e così è partito tutto. Senta, e quando il gruppo è coagulato sotto Mazzei e Cosentino, come avete campato? Come vi siete finanziati? Sempre con le rapine, con la droga, e uno stipendio ci veniva dato, alcune volte sì, alcune volte no, quando c'era la disponibilità. Ora guardi, lei ha parlato di persone che sarebbe in grado di riconoscere, alcune le ha descritte, altre no. Probabilmente saranno fatti anche degli esperimenti, nel senso che le saranno mostrate alle persone, le sarà chiesto di indicarle se le conosce oppure no. Ora, io le volevo chiedere se ha partecipato già nel corso delle precedenti occasioni in cui ha fatto dichiarazioni, se le è capitato di vedere delle persone da riconoscere, oppure anche se ha proceduto a individuazioni fotografiche, cioè se le sono state mostrate degli album di fotografie di persone che si riteneva che lei conoscesse. Sì, ha fatto di questi esperimenti? Sì. Ha visto album di fotografie? Sì. Ha esaminato album di fotografie? Ha riconosciuto persone in queste fotografie? Alcuni sì, alcuni no. E ricognizione di persona proprio de visu, voglio dire di persona fisica, vista direttamente, ne ha fatto? No. E si vuole appartare un momentino, lo volete condurre di là? Grazie. Silenzio. Allora, il pubblico ministero quando ritiene... Se consente il pubblico ministero. L'avvocato Giuffrida? Sì, io avevo fatto delle richieste istruttorie, chiedevo che per entrambi i miei assistiti, Formaggino alias Fontanino Giovanni e il signor Zuccaro Nunzio, venisse sottoposto a ricognizione personale. Entrambi dicono di non aver mai incontrato, visto, conosciuto questa persona. Era la nostra richiesta, quindi ancora una volta si ammette l'esperimento e diceva no. E allora la scorta per favore mi dovrebbe preparare un gruppo di 5 imputati, tra i quali ci siano Fontanino Giovanni e Zuccaro Sebastiano, mi pare. Nunzio. Zuccaro Nunzio, se sono presenti in aula. Fontanino c'è, mi pare, Zuccaro Nunzio non so. E li fanno mettere da questa parte.
Allora, si dà atto che vengono introdotti nella parte del banco della Corte, vengono introdotti 5 imputati che si pongono sulla sinistra del... Silenzio in aula, per favore. Dei posti riservati ai componenti il collegio nel seguente ordine. Il primo da sinistra rispetto all'osservazione del Presidente, il signor Fontanino Giovanni. Il secondo Di Paola, no scusi, Di Paola il nome, Aldo. Il signor Guttabruno, il signor Mastiglione Francesco. Non occorre, lui è abbastanza isolato, lo dico a bassa voce anche. Sono verbalizzato, sì. Diamo atto che 4 di loro indossano occhiali da vista e su per giù sono della stessa altezza. 2 più alti e 3 meno alti. Indossano maglioni variopinti, 2 di colore rosso, uno verde e uno chiaro e l'altro con diversi colori. Vogliamo introdurre il signor Lapiana e lo facciamo sedere. Signor Neziano, lo può azionare quel microfono lì? Questo sì. Lo facciamo accomodare di là. Si accomoda da questa parte, signor Lapiana, si sieda e osservi, silenzio in aula, osservi questo gruppo di persone che le sta di fronte, ci dice se tra di loro riconosce qualcuna o qualcuni delle persone di cui ha parlato o comunque che siano a sua conoscenza, anche se non ne ha parlato. Allora, la persona di qua a sinistra mi sembra essere Formaggino, se non ricordo, soprannominato Formaggino. Osservi le altre, guardi se c'è alcun'altra persona. La terza sempre di sinistra, se non vado errato mi sembra Sando Battagliano, però non ne sono sicuro. Basta, non conosco più nessuno. Non riconosce altri. Si vuole appartare, per favore, lo vogliono far uscire. Allora, diamo atto che l'imputato è alla destra del gruppo e alla sinistra rispetto al punto di osservazione del dichiarante è il signor Fontanino Giovanni. Lei il terzo è Guttabruno e allora diamo atto ancora che il secondo è il signor Di Paola Aldo, poi Guttabruno, poi Marsiglione, Francesco e poi Zuccaro Nunzio. Possiamo fare rientrare gli imputati, mi pare si possono andare. Ci sono altre domande? Facciamo rientrare il signor Lapiana o lo possiamo licenziare? Ci sono domande. Allora, può dire al signor Lapiana che può andare. Grazie. Presidente, c'è una richiesta da parte di questo difensore, sono qui. Riguarda No, una richiesta diversa. Signor Presidente, la Corte ha ammesso sempre, anche respingendo, devo dire, poc'anzi una mia opposizione, ritenendo che sia giusto, sia corretto uno scandaglio attinente alle vicende delle organizzazioni malavitose cittadine. L'esame ha avuto anche questo oggetto.
e c'è un problema ovviamente di credibilità del soggetto che si è presentato dinanzi a voi. Posso provare, credo nel giro di qualche giorno, che egli abbia detto a voi e ad altra corte delle documentate cose non corrispondenti al vero, ed in particolare allorché Presidente, c'è opposizione a questo tipo. C'è opposizione perché se sto documentando la mia richiesta, non c'è una domanda che ma la richiesta non presuppone una valutazione che lei deve riservare ad una fase successiva, lei deve fare delle richieste. Io sto cercando di documentare la mia richiesta, se mi ci fa arrivare un attimo la prego. Sentiamo qual è la richiesta. Per illustrare la conducenza della richiesta, solo questo. Poiché il signor Lapiana è stato sentito, come loro hanno percepito, da altra corte d'assise, ma qui, in relazione a quelle dichiarazioni, ha confermato nominativamente la partecipazione di alcune persone a fatti delittuosi relativi alla sua organizzazione, posso provare che talune di quelle persone non potevano partecipare, come quella corte d'assise ha potuto accertare, in quanto detenute in quel periodo di diversi mesi, ed egli le colloca sulla scena e al giorno in cui viene consumato un omicidio. C'è una richiesta di processo documentale? Perfetto. Allora, la specifica. Perfetto. Allora la specifico, nel senso, accerta la difesa di Santo Mazzei chiede di produrre accertamenti esperiti documentalmente dalla Corte d'Assise di Catania, seconda sezione, in esito alle dichiarazioni rese dal collaborante oggi escusso alla data del 16 marzo 95 presso l'aula bunker di Rebibbie, e precisamente documentazione proveniente dalla Direzione Generale delle Carceri relative al signor Motta Giovanbattista, il quale oggi, così come al 16 marzo 95, viene collocato sulla scena di un delitto, precisamente l'omicidio di Orazio Indravaia, mentre in quell'occasione era detenuto da circa 6 mesi. Inoltre fa riserva di produrre documentazione attinente tali Fasseri, Drago e Stabile relativamente alle circostanze suddette in relazione ad accertamenti esperiti da altro giudice di questo foro. Cioè? Ci sono state delle verifiche effettuate dal Tribunale, sezione terza se non vado errato, devo comunque verificare attentamente, attinenti alla posizione di costoro nel giorno in cui veniva commesso questo omicidio, che il collaborante oggi, a mia specifica domanda, ha confermato collocarsi in quella scena quel giorno come loro hanno sentito. Non è vero, possiamo provare che non è vero. Pubblico Ministero vorrà esaminare questa documentazione? Se è documentazione ufficiale non abbiamo nessun problema. Ha da fare una richiesta al Pubblico Ministero? No, è su questa documentazione, comunque se ci dovessero essere dei dubbi sulla ufficialità, la parte è autorizzata con specifica ordinanza a richiedere tutti i documenti presso le amministrazioni competenti che le occorrono per asseverare il suo assunto. Il Pubblico Ministero deve avanzare richiesta di acquisizione del verbale di arresto del 22 settembre 1992, ore 19:30, di Motta Giovanbattista, Loria Domenico, Vinciguerra, Massimiliano, nonché del verbale di sequestro operato in quell'occasione e del verbale di perquisizione locale sempre operato nell'occasione citata. Si riferisce a fatti rappresentati dal signor Lapiana e per queste ragioni chiede l'acquisizione della documentazione che mette a disposizione la difesa. Ci sono osservazioni? Si ammette la produzione richiesta dal Pubblico Ministero, dopodiché se non c'è altro ci aggiorniamo a domani mattina alle ore 9:30 e seguenti. Signori, buonasera.